Gianluca Cadeddu, direttore del Centro Regionale di Programmazione. La giornata di oggi è stata molto particolare perché registra una serie di successi sul tema degli acquisti verdi e come questi abbiano caratterizzato tutta l'azione amministrativa regionale. È diventato non solo una buona pratica ma un modo d'agire non solo per la regione ma anche per i comuni, in quanto quasi l'intera amministrazione regionale, l'intera regione Sardegna è stata coinvolta in questo processo, tanto che la stessa regione Sardegna da questo punto di vista è diventata una buona pratica a livello italiano, dove ha vinto dei premi, europeo, dove ha vinto anche dei premi anche recentemente. Quindi da questo punto di vista la giornata di oggi è fondamentale perché coniuga la vecchia programmazione con la nuova programmazione. Dal 2007 a oggi abbiamo ragionato con un progetto che si caratterizzava per cominciare a cercare di rappresentare alle singole amministrazioni locali come potesse essere utile fare degli acquisti verdi. La programmazione 2014-20 farà diventare questo tipo di approccio, per ora diciamo così, congiunturale in maniera strutturale in tutte le politiche regionali. Ci aspettiamo che oltre che intervenire sugli elementi fondamentali, precompetitivi per lo sviluppo, trasporti, sanità, si intervenga anche sugli elementi che determinano il benessere, la qualità della vita, che è l'elemento con cui vogliamo contraddistinguere il vivere in Sardegna anche nei confronti dell'Europa e del mondo.